Buonasera a tutti, io sono Alessia Elena Coni, sono laureanda in Scienze dell'Educazione e della Formazione. Sono nata e cresciuta qui a Mazzaccara. Mi è sempre piaciuto mettermi in prima linea per il bene della comunità e del nostro paese. Mi sono candidata perché condivido appieno tutti i pensieri di questo gruppo. Inoltre ritengo che proprio noi giovani dobbiamo essere i primi a impegnarci direttamente per attuare un cambiamento nel nostro futuro e nel nostro paese. Nonostante la mia giovane età, fin dall'inizio ho apprezzato il lavoro svolto da questa amministrazione perché ha saputo valorizzare il nostro territorio e risvegliato la nostra comunità. Quello che mi ha spinto maggiormente a candidarmi con questo gruppo è stata l'importanza e la valorizzazione che ha saputo dare al nostro litorale. Grazie all'approvazione del Consiglio Comunale, come già appunto ha accennato Giorgia, il 4 agosto del 2021 è stato approvato il PUL, ossia il piano di utilizzo dei litorali, confermato recentemente dalla provincia del Sud Sardegna, rilasciandoci un documento della valutazione ambientale strategica, in cui viene espresso un parere favorevole a questo nostro strumento urbanistico. È uno strumento che permetterà una certezza urbanistica, cosa che mai nessuna amministrazione è riuscita a garantire al nostro territorio. Ci permetterà di andare a sviluppare, tutelare e riqualificare 13 km di costa, partendo da Brunchereula, Corungiuali, Punte Drettu e Portobotte. Porterà un beneficio a livello turistico e allo sviluppo economico di Mazzaccara e di San Giovanni Suergiu, permettendo a chiunque voglia investire nel nostro litorale, sia che si tratti di imprese sportive, di pesca e delle altre attività balneari, una certezza. Grazie all'approvazione e all'attuazione del PUL si procederà a uno sviluppo maggiore di turismo sportivo e di turismo naturalistico, evidenziando anche tutti i nostri siti naturalistici che abbiamo. Vista la ricchezza che offre San Giovanni Suergiu, la nostra amministrazione vorrà anche come obiettivo quello di destagionalizzare i flussi turistici, andando a valorizzare tutto il nostro territorio durante tutto l'arco dell'anno, come ad esempio gli scavi dell'Uraghe Candelargiu, la necropoli di Slocis Santus, la chiesa romanica di Palmas, ma anche la valorazione del SIC, i siti di interesse comunitario come quelli di Santa Caterina e Portevotte. Prima di chiudere permettetemi di dire una cosa. Sono stata attaccata sui social da una persona di cui non farò il nome perché non è mio interesse assolutamente screditare le persone, della mia presunta ingenuità, forse perché sono una giovane ragazza, quindi si dice magari è poco preparata, invece no, sono una laureanda, mi piace interessarmi per il paese, so leggere, so scrivere, per fortuna, so informarmi, ho le mie idee e i miei progetti da portare avanti e se mi permettete questo, il 10 e l'11 ottobre votate Alessia Coni, lista numero 2, riprendiamo il filo, candidata a sindaco Elvira Usai.